Amici appassionati di futsal, buonasera e ben ritrovati. Il saluto da Mattia Esposito vi arriva dal Pala Malfatti di Rieti, finale playoff di Serie B. In campo al Pala Malfatti Roma e 2L Futsal Cetraro, che sono giunte all'ultimo atto di questa post-season del campionato di Serie B. Gara di andata che si gioca al Pala Malfatti questo pomeriggio. Tra una settimana, sabato prossimo, gara di ritorno sul campo del Cetraro. Squadre al centro del campo per il sorteggio e di saluti di rito. Tra poco approfondiremo tutti i temi di questa partita. Inizierei col darvi le formazioni, partendo dalla Roma, che schiera in maglia numero 5 Turrisi, maglia numero 12 Rinaldi, maglia numero 16 Lucentini, 19 Fraia, 22 Terracina, 29 Moscati, 30 Pietrasanta, 31 Marcelo, 37 Marchetti, 38 Balducci, 69 De Simone, 90 Marconi. Questi sono i ragazzi a disposizione di Fabrizio Reali. Risponde la 2L dalla parte opposta, maglia numero 1 per Marchesano, 2 Caffarelli, 5 Cafure, 6 Terranova, 9 Ramondo, 10 Riconosciuto, 12 Argiro, 18 Monterosso, 21 Paciola, 27 Perri, 30 Rovito, 99 Gerbasi. Questi gli uomini invece a disposizione di Leo Tuoto, conclamato allenatore di enorme esperienza. Leo Tuoto, arrivato sulla panchina della 2L poco prima dell'inizio della post-season, ed è proprio lui ad avere il compito di provare a centrare quella che per la formazione calabrese sarebbe la quarta promozione consecutiva. Squadra partita dalla Serie D e che adesso si gioca il passaggio in Serie A2. Tra l'altro tutte le promozioni che sono arrivate fin qui dai playoff, nessuna promozione diretta, e potrebbe esserlo anche questa, ma prima ci sono altri ostacoli da superare e uno di questi ostacoli si chiama Roma. A Roma che continua con il suo progetto giovani, potremmo definirlo così, dopo aver di fatto dominato in lungo e in largo in Under 19. La società giallorossa ha deciso di praticamente eseguire un upgrade del progetto, iscrivendo alla squadra in Serie B. Una Roma che però dovrà fare a meno di Michel Ceccarelli e Cutruneo, che hanno tutti toccato le 15 presenze in Serie A e che quindi non sono più schierabili indistinta da Fabrizio Reali. Sarà la 2L a toccare il primo pallone di questa partita. Ricordiamo che siamo in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. Potete interagire con noi, commentare la diretta. Vi invitiamo a mettere il like e anche il segui per non perdervi neanche un minuto di questa post-season e di quella del campionato di Serie A che si sta facendo un pochino attendere, ma che vi racconteremo a breve proprio su YouTube. È iniziata la partita al Pala Malfatti, il possesso gestito dalla 2L. Monterosso prova l'imbucata dentro, si va a prendere il pallone di ritorno e va a calciare subito pericolosa la 2L. Vediamo se la Roma riesce a ripartire. Il pallone per Turrisi però è troppo lungo, rimessa laterale per il Cetraro. Intanto c'è un giocatore della Roma a terra, Reali, che ha deciso di schierare Balducci titolare tra i pali, sempre protagonista di una specie di staffetta con Rinaldi a difesa della porta della Roma. Si scusa con Marchetti, Paciola lo ha colpito a palla lontana, ovviamente contatto fortuito tra i due. Si può tornare a giocare. Marchesano ad imbucare dentro all'indirizzo di Cafure, che però non può controllare il pallone. Saranno proprio le mani di Balducci a far ripartire l'azione della Roma. Vuole andare profondo Balducci, il pallone per Turrisi però è decisamente troppo lungo. Monterosso lo aveva anche contenuto bene di fisico.
Cafure, spalle alla porta, prova a girarsi, la suolata per Monterosso che cerca la giocata in banda su Turrisi, che è bravo a chiuderlo in rimessa laterale. Monterosso, arriva alla conclusione ciccata però da riconosciuto, sicuramente uno degli uomini migliori a disposizione di Leutuoto. Qui ha impattato male il pallone, Roma che può ripartire a costruire questo giro palla. Se ne sta andando il primo minuto e mezzo di questo primo tempo qui al Palamo Alfatti. Intanto conclusione di Pietrasanta, arriva una deviazione sarà calcio d'angolo per la Roma. Marzello dentro, Marchesano blocca, alza la testa, vuole un pallone lungo, fa buona guardia la Roma con Turrisi che si appoggia all'indietro. Marzello sale forte, la pressione della Duelle che di fatto costringe la Roma all'errore. Cetraro che ripartirà da una rimessa laterale, chiama lo schema da eseguire Monterosso che si appoggia all'indietro. Paciola, Cafure, eccolo Monterosso che tocca dentro proprio per Paciola che si incarta nel tentativo di far correre il pallone su Turrisi, e Roma che ha già riconquistato il pallone. Marzello, l'imbucata dentro per Turrisi, l'ultimo tocco è proprio di Monterosso. Roma che guadagna campo e potrà battere una rimessa praticamente all'altezza del tiro libero. È sempre Marzello ad incaricarsi della battuta, la lascia però ad un suo compagno di squadra, si trattava di Marchetti che era andato a scambiare proprio con Marzello, poi la conclusione decisamente fuori misura. Qui ha provato un aggancio difficile Cafure, altra rimessa laterale, stavolta in zona difensiva per la Roma di Fabrizio Reali. 17 minuti 42 secondi sul cronometro. Occhio qui alla bella giocata in banda, il pallone sul secondo palo, è arrivata la chiusura da parte di Marchesano, poi gli arbitri fermano il gioco perché c'è da sistemare la porta, ma era arrivata una bella giocata in banda di Pietrasanta. Molti dei ragazzi in campo per la Roma questo pomeriggio qui al Palamo Alfatti, li avrete già sicuramente visti anche a livello di prima squadra. Marchetti con il colpo sotto che va a scheggiare la traversa, prima occasionissima da gol per la Roma, tocco dolce di Marchetti che si è stampato sulla traversa. Roma vicinissima al vantaggio, riconosciuto, cambia lato, Paciola, si transita per i piedi di Monterosso, Cafure porta il pallone centralmente, viene raddoppiato e allora Duelle che si affida al giro palla. Eccolo ancora Cafure, persato forte da Marchetti, una serie di rimpalli, alla fine Pietrasanta prova ad arrivare ma c'è riconosciuto sul pallone, è lui l'ultimo a toccare. Rimessa per la Roma, una Roma che sta provando ad alzare l'intensità e l'aggressività. Arrivano anche le prime rotazioni per Fabrizio Reali, dentro Lucentini, maglia numero 16, Marchetti, eccolo Lucentini con l'esterno, si appoggia su Marchetti, buona l'imbucata dentro ma buona anche la chiusura difensiva di Cafure. Paciola pressato, l'ultimo tocco è di un giocatore della Roma e sarà proprio Paciola ad incaricarsi della battuta della rimessa laterale. Monterosso cambia lato per riconosciuto, prova a giocarsi l'1-2 con Cafure, la conclusione di riconosciuto deviata, sarà corner per la Duelle che prova ad affacciarsi in avanti dopo aver rischiato poco fa con la traversa colpita dalla Roma. Pallone all'indietro
Paciola preferisce appoggiarsi su Marchesano, porta il pallone, lo scodella, ma è di fatto un regalo alla Roma. E qui Balducci ha provato direttamente dalla sua porta a sorprendere Marchesano, che si era avventurato in uscita. Pallone che ha colpito il soffitto del Panama, infatti rimessa laterale battuta da Rovito appena entrato in campo per Leo Tuoto. Marchesano prova ad andare lungo, occhio qui al controllo sbagliato che apre la porta a Cafure, che non perdona. 15 minuti 37 secondi, errore della Roma, Cafure non perdona e porta la Duelle avanti al Palamo Alfatti, è 1-0. Pallone che ha baciato il palo e si è infilato in porta, quello calciato da Cafure, ma lo abbiamo detto, tutto nato da un evidente errore della Roma. Marconi pressato, perde il pallone, è proprio Cafure che prova ad avventurarsi in dribbling. Occhio qui al pallone, buono per Lucentini che prova a rientrare sul destro, finisce a terra, fallo commesso da Paciola. Interessante calcio di punizione per la Roma, praticamente un tiro libero con la barriera a disposizione dei ragazzi di Reali. Intanto altre rotazioni per la Duelle. Si muovono le pedine anche sulla panchina di Fabrizio Reali, Duelle che poco fa ha sbloccato questa partita. Terracina, il tocco corto per la conclusione di Marcelo. Buona la risposta di Marchesano sul primo palo. Intanto fallo commesso da Lucentini che stende Cafure. Duelle che chiedeva anche un cartellino giallo. Gli arbitri decidono di assegnare solamente il fallo. 1-1 il conto dei falli qui al Palamo Alfatti, quando se ne sono andati i primi 5 di questo primo tempo. Marchesano prende possesso della metà campo difensiva della Roma e poi va a scambiare con Monterosso, cerca l'imbucata dentro per Rovito. C'è stato un tocco, credo, di Terracina. Fatto sta che la rimessa laterale è di proprietà della Duelle. Marcelo prova a sprintare, Terracina, giro palla della Roma che transita ancora per i piedi di Marcelo. Sempre Terracina che pensa per un attimo all'1 contro 1, poi Marcelo va ad imbucare dentro per Marconi. Pallone che si impenna dopo il primo controllo di piatto e non riesce poi a tenerlo in campo. Caffarelli ha già battuto la rimessa laterale per la Duelle. Ancora Marchesano ad uscire, occhio qui all'imbucata di Monterosso che ha rischiato tantissimo perché la Roma ha sporcato il pallone con Marchesano che era fuori dai pali. Sempre Caffarelli pronto ad incaricarsi della battuta di questa rimessa laterale. Scambia con Monterosso, si appoggia indietro su Marchesano, il rilancio lungo a cercare Gerbasi. Roma che prova a ripartire con Turrisi che voleva appoggiarsi all'indietro ma di fatto regala la rimessa laterale alla formazione calabrese. Monterosso scambia con Caffarelli, Marchesano cerca la finta, poi deve appoggiarsi nuovamente all'indietro su Monterosso.
Sale la pressione della Roma e Monterosso, senza rischiare, spara il pallone Terracina. Giro palla della Roma, buono il break di Marcelo che calcia anche bene, ma altrettanto bravo Marchesano in risposta. Marcelo qui pressato, va a subire il fallo commesso da Gerbasi, che va a parlare con gli arbitri. È il secondo fallo di squadra per la Duelle, ne ha commesso uno la Roma, che è andata però subito sotto con il gol realizzato da Caffure. Turrisi finisce a terra, lamenta un colpo alla testa, va a spiegarsi con Monterosso. Erano venuti a contatto i due, Monterosso si scusa, anche in questo caso colpo direi fortuito. Allora si può tornare a giocare con la rimessa laterale già battuta dalla Duelle. L'imbucata dentro per Rovito, che però non riesce a tenere in campo il pallone. Vola il cronometro letteralmente in questo primo tempo, già praticamente 7 minuti pieni giocati. 1-0, vantaggio Duelle qui alla Palamo Alfatti di Rieti. Marchetti, Rovito di testa, Caffarelli prova a ripulire il pallone per Gerbasi. Roma che riparte da una rimessa laterale. Marchetti, altra imbucata dentro, è buono il break di Pietrasanta, che però da posizione defilata di fatto passa il pallone a Marchesano. Una serie di rimpalli, alla fine De Simone senza pensarci troppo va a sparacchiare direttamente dalla parte opposta. Rovito, Monterosso, altra imbucata dentro, prova ancora ad arrivare Gerbasi. E Roma che ha già rimesso in moto il suo giro palla. Altra imbucata dentro per Turrisi, che non può arrivare, e allora Marchesano va a scaricare il pallone su Rovito. Rovito prova a sfruttare un blocco di Monterosso. Errore in fase di trasmissione qui della Duelle. Roma che riparte, eccolo Turrisi che prova ad aprire per De Simone. Sta dando sicuramente battaglia lì davanti Turrisi, un po' impreciso fino a questo momento nelle rifiniture verso i suoi compagni di squadra. Non è facile perché deve scontrarsi con la fisicità della Duelle. Qui Rovito ha provato a girarla di prima per Gerbasi, non era neanche male questo pallone. Gerbasi però non è riuscito a controllarlo e la Roma poi lo butta via ancora una volta con Turrisi. Ci stiamo avvicinando alla metà di questo primo tempo. Occhio qui, passaggio corto di Caffarelli, si era avventato sul pallone Marconi. L'imbucata dentro, buon anticipo di Pietrasanta che prova anche a calciare sulla seconda palla. Il primo ad arrivare è De Simone. Attacca la Roma, arriva la conclusione da parte di Marchetti. Buona combinazione, c'è stata anche una deviazione. Manca il pallone. Che arriva in questo momento dal tavolo del cronometrista. Si ripartirà come detto con un calcio d'angolo per la Roma. Pallone scodellato per Pietrasanta. Ha letto bene questa situazione Caffarelli, che adesso lascia il campo, torna riconosciuto. Rimessa Roma con Marchetti. Pietrasanta va ad imbucare dentro, pallone però irraggiungibile.
all'indirizzo di Marconi. Rimessa a duelle con riconosciuto che apre per Marchesano. Imbucata dentro, Roma che riconquista e prova a ripartire con Marconi. L'ultimo tocco è di Cafure che concede la rimessa laterale a Roma, fuori Pietrasanta, fuori Marchetti. Campo per Marcelo per la Roma, dentro anche Moscati in maglia numero 29. Marcelo si appoggia all'indietro, Moscati imbuca dentro di prima, buono il contenimento di Rovito che va ad anticipare Marconi e poi Sparacchi anche lui colpendo il soffitto del Palamalfatti. E altra rimessa laterale in arrivo per la Roma con Moscati che ha già messo in moto Marcelo. Occhio qui all'appoggio che voleva servire proprio Moscati e Marcelo in qualche modo ad arrivare sul pallone. Eccolo ancora il numero 31 che può sfidare in 1 contro 1 Cafure. Si sposta il pallone sul destro e calcia, trova una deviazione proprio del numero 5 e sarà corner per la Roma che dopo aver subito il gol dell'1-0 sta provando ad alzare un pochino i giri del motore. Roma che sullo 0-0 aveva colpito anche una traversa ed è stata punita di fatto da un suo stesso errore in occasione dell'1-0. Marcelo si coordina, conclusione centrale dalla parte opposta, il break di Cafure che prova la sterzata su Marcelo e la conclusione. Altra buona giocata in ripartenza di Cafure. Dentro anche Ramundo per l'Eutuoto, maglia numero 9. Rovito va a cercare proprio Ramundo che controlla e con l'esterno si appoggia su Cafure. Rovito, strada chiusa, vuole lo scambio con Cafure che è a spalle alla porta. Ancora Rovito, una deviazione e pallone in rimessa laterale con Capitan Ramundo che lascia il campo, fuori anche Rovito. Tornano Monterosso e Paciola. È proprio Paciola a battere all'indirizzo di Monterosso. Riconosciuto, apre per Paciola, pensa per un attimo all'1 contro 1 e poi Monterosso decide di appoggiarsi su Marchesano. Monterosso, l'imbucata dentro, riconosciuto Paciola. Cafure, praticamente ristabilito lo starting 5 per l'Eutuoto. Buona trama qui della duelle, pallone per riconosciuto, buono il controllo, meno buona la conclusione, ma aveva sviluppato benissimo il gioco la duelle. Reali si prepara a far tornare Turrisi sul parquet. Paciola porta il pallone, la conclusione ribattuta Monterosso e poi Cafure. Paciola cambia lato all'indirizzo di Monterosso, porta il pallone il numero 21, rischia di scontrarsi con Cafure. Sale la pressione della Roma, Paciola dentro di prima per Cafure, ma gioca bene la duelle con il tacco per riconosciuto. In ritardo Marconi, netto il fallo sul riconosciuto. In allegato arriva anche il primo cartellino giallo di questa partita. Ammonito Marconi per la Roma. Quando mancano 7 minuti e 43 secondi alla fine del primo tempo. Ricordiamo che siamo in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio 5. State già iniziando a commentare la nostra diretta, vi invitiamo a mettere il like ed il vostro follow al canale YouTube della Divisione Calcio 5. Seguiamo però intanto questo calcio di punizione per la duelle con Cafure sul punto di battuta. Aperto, riconosciuto per un'eventuale conclusione. Cafure si allontana, Monterosso apre per il mancino di Caffarelli, trova però muro
maglia giallo-rossa davanti. Altra rimessa laterale in arrivo per i ragazzi di Leutuoto. 2-2 il conto complessivo dei falli. Abbiamo detto l'ultimo dei quali è costato anche il cartellino giallo. E intanto qui l'imbucata di Marchesano per Cafure, che con l'esterno stava per sorprendere Balducci. Bravo il portiere della Roma a recuperare la posizione e a mettere il pallone in calcio d'angolo. Occhio qui a Cafure che taglia, provato ad andare con la conclusione di prima. Sicuramente al di là del gol il più pericoloso Cafure per la 2L. Anche qui era arrivato con tempi perfetti sul calcio d'angolo. Qui è bravo nella difesa del pallone, è bravo Turrisi a sporcargli dal dietro il pallone. Prova il break Marcelo senza pensarci su troppo, riconosciuto, va a sparare in rimessa laterale. Moscati, Marcelo, possesso Roma che ha sempre un gol da recuperare. Pallone imbucato dentro per Turrisi che prova a girarsi. Roma che riconquista, Turrisi prova ad agganciare questo pallone. È bravo Monterosso, ma è bravo anche Turrisi a contenderglielo. Poi qui occhio al duello con Cafure che scappa, ed è stato Cafure secondo gli arbitri a commettere fallo, il terzo di squadra per la 2L. Grandi proteste sulla panchina della formazione calabrese. Incredulo Leutuoto. Intanto è arrivato un time out richiesto da Fabrizio Reali che vuole provare a sistemare qualcosa. Squadra esperta, la 2L, pronta a punire ogni errore, ogni sbavatura della Roma. In un primo tempo che, come abbiamo sottolineato in precedenza, sta letteralmente volando, perché mancano solamente 6 minuti e 43 secondi alla fine. Fine del time out, squadre che tornano in campo e Roma col portiere di movimento. Questa è la scelta di Fabrizio Reali. C'è De Simone con la maglia da portiere di movimento che adesso prova a calciare. Pallone che finisce fuori dalla parte opposta, non riesce ad addomesticare il pallone Caffarelli. Tornato tra i pali ovviamente Balducci per la Roma, che adesso lascia nuovamente il parquet a De Simone. Occhio qui al tocco da parte di Monterosso, altro errore della Roma punita dal gol del 2-0 di Monterosso. Marcelo da ultimo ha rischiato il passaggio, ci ha messo il piede Monterosso con il pallone che si è infilato in porta. Letale letteralmente a punire ogni errore della Roma alla 2L. E l'abbiamo detto poco fa, squadra esperta che ha giocatori che onestamente hanno anche poco a che fare con la categoria. Intanto qui Turrisi finisce a terra, giusto il fallo fischiato a Caffarelli. È il quarto di squadra. Occhio qui alla conclusione tentata da Marchesano, che è andato a colpire il soffitto del Palamo Alfatti. Roma che ovviamente adesso insiste con il portiere di movimento, ma è chiaro che i ragazzi di Fabrizio Reali devono
ridurre al minimo gli errori, perché di fatto gli unici due di questo primo tempo sono costati 2 gol. E intanto qui gran tocco sotto da parte di Marchetti a battere l'uscita di Marchesano. Splendido il gol del 2-1 della Roma, dolcissimo il tocco di Marchetti. A 5,5 dalla fine del primo tempo la Roma si rifà sotto con il gol di Marchetti. Era stato lo stesso Marchetti che proprio ad inizio partita sullo 0-0, sempre con un colpo sotto, aveva scheggiato la traversa. Si è ripetuto il numero 37, stavolta infilando il pallone in porta per il 2-1. Importante quello della Roma in un momento in cui la partita poteva, da un punto di vista di inerzia, spostarsi totalmente dalla parte della Duelle. Duelle che batte qui un corner con Monterosso, deviazione di Turrisi. E rimessa laterale, pallone all'indietro per la conclusione potente di Rovito. Altro tocco e altra rimessa, stavolta c'è riconosciuto sul pallone Cafure, pressato da Marcelo, è proprio di Cafure l'ultimo tocco. Anche in questa circostanza il numero 5 chiedeva un fallo. E allora Roma che riparte con l'imbucata di Turrisi. Marcelo, Marchetti, stavolta rinuncia al portiere di movimento Reali. Lucentini apre per Marcelo, blocco portato da Turrisi. L'imbucata dentro proprio per il numero 5 che viene chiuso. Cafure prova il break, è buona l'apertura per riconosciuto. Monterosso, occhio alla controtransizione della Roma con Turrisi che apre per Marchetti. Anche stavolta aveva provato il colpo sotto, provvidenziale in uscita Marchesano. È stato di Marchetti l'ultimo tocco dopo la parata di Marchesano, ma Roma che aveva sviluppato bene il gioco. Occhio qui alla giocata tentata in banda da Fraia, che nel tentativo di prendere posizione è andato a commettere fallo. Ma bella partita, bel primo tempo. Qui errore da parte di riconosciuto che non riesce a servire Monterosso. Sarà rimessa laterale in favore della Roma a 3 minuti e 56 dalla fine di questo bel primo tempo. Abbiamo visto già 3 gol, ma diverse occasioni da una parte e dall'altra. Roma in possesso e con un gol da recuperare qui al Palamo Alfati. Occhio alla conclusione cercata da Pietrasanta. Vede il pallone sbucare Marchesano che con i piedi va a respingerlo dalla parte opposta in rimessa laterale. Altre rotazioni per Fabrizio Reali dentro Terracina in maglia numero 22. Marcelo, pallone lungo, prova a controllarlo con il petto Pietrasanta. Non era facile tenere a bada quel pallone. Riparte la Duelle, Marchesano lungo, Terracina raddoppiato. Vediamo alla fine cosa succede con Marcelo che arriva, spazza via, rimessa laterale. Duelle a 3 minuti e 13 dalla fine del primo tempo. Paciola, gran pallone in diagonale per Monterosso che va sul secondo palo per Gervasi. 3-1 per la Duelle, ma tutto nato da un passaggio clamoroso di riconosciuto.
che ha aperto il campo a Monterosso. Pallone sul secondo palo per Gerbasi, che di testa lo ha indirizzato in porta, ma 3/4 di questo gol vanno a riconosciuto. Ha letteralmente fatto a fette la Roma con un taglio in diagonale splendido per Monterosso, che poi è stato bravo a servire sul secondo palo Gerbasi. Bravo anche il 99 a coordinarsi di testa, non era facile per spingere in porta il pallone del 3-1. Riconosciuto che infatti poi si è preso l'abbraccio di tutta la panchina. Terracina, nuovamente 2 gol da recuperare la Roma. Paciola, riconquistato il possesso la duelle, pallone in avanti proprio per l'autore del gol del 3-1, Gerbasi, che però non riesce stavolta a tenere in campo il pallone. Stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti di questo primo tempo. Terracina, Marcelo prova ad aprire, lo fa male però all'indirizzo di Pietrasanta. Duelle che senza fretta adesso va a gestire questo possesso con Monterosso che apre per Marchesano. L'ultimo a toccare è proprio il portiere della Duelle, che anche con un pizzico di esperienza va a ritardare la ripresa del gioco. Occhio qui alla giocata di Pietrasanta, buono il dribbling, conclusione mancina che però si infrange sull'esterno della rete. Paciola, Monterosso, Paciola porta il pallone all'interno della sua area di rigore. Monterosso, Gerbasi finisce a terra, riconosciuto che chiedeva una spinta alle sue spalle, non ravvisata dagli arbitri. Roma che è a quota 3 falli di squadra, ne ha commessi 4 la Duelle, ma manca solamente 1 minuto e 23 alla fine di questo primo tempo, con la Duelle avanti 3-1 sulla Roma. Duelle prima salita sul 2-0, poi il gol del momentaneo 2-1 della Roma e poco fa il colpo di testa sul secondo palo di Gerbasi a scrivere il 3-1 stampato qui sui tabelloni del Palamalfatti. Qui Marcelo forse con un fallo, Gerbasi, alla fine arriva il fischio per il fallo commesso da Marcelo ai danni di Caffarelli. Si è fatto male il giocatore numero 3 della Duelle. Si tocca il ginocchio sinistro, va a sincerarsi delle sue condizioni Turrisi con grande sportività, lo aiuta a rialzarsi, si rialza Caffarelli, quarto fallo di squadra commesso dalla Roma. Vi abbiamo detto poco fa che anche la Duelle è a quota 4. Adesso Caffarelli lascia il campo, al suo posto torna Rovito. È proprio Rovito pronto ad incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione. Leutuoto rimette nella mischia, anche riconosciuto. (1:09). Seguiamo questo calcio di punizione, vediamo se Rovito andrà diretto in porta. Lo fa! La conclusione di Rovito è potente e si infila alle spalle di Balducci. 1:08 da giocare nel primo tempo. Cala il poker la Duelle con il calcio di punizione di Rovito. Si lamenta in panchina Marchetti, forse per un non perfetto posizionamento in barriera.
pesantissimo questo gol di Rovito. Qui prova a girarla di prima intanto Marconi. Cicca il pallone con il destro, pallone che gli sbatte sul piede d'appoggio, rimessa laterale, battuta dalla Duelle. Marchesano all'indietro per Monterosso, apre il campo per Gerbasi, le finte e poi ancora da Monterosso che chiama il contromovimento di Caffarelli. Alla fine è costretto a buttare il pallone in rimessa laterale. Ultimi 28 secondi di primo tempo. Vediamo se la Roma riuscirà a trovare un guizzo. Occhio al pallone sul secondo palo. È bravo in due tempi Marchesano. Monterosso lo scodella in avanti. Occhio qui alla pressione forte da parte di Gerbasi, che va a commettere il quinto fallo per la Duelle, ma mancano solamente 5 secondi alla fine del primo tempo. Vediamo se la Roma riuscirà a costruirsi qualcosa, e direi che sulla riconquista di Monterosso arriva anche il fischio degli arbitri a sancire la fine dei primi 20 minuti al Palamalfatti di Rieti. Roma 1, Duelle Cetraro 4. Anche per noi una piccolissima pausa, torniamo tra poco per raccontarvi il secondo tempo.
Ben ritrovati dal Palamalfatti di Rieti, è tutto pronto per il secondo tempo di Roma 2L Cetraro, un Cetraro avanti 4-1 dopo i primi 20 minuti. Squadra calabrese che ha dato prova di grande solidità, di esperienza e di maturità anche nel punire, gestire tutti gli errori della Roma. Sarà proprio la Roma a gestire il primo pallone del secondo tempo. Roma che presenta una novità, ovvero Rinaldi tra i pali. E vedremo se i giallorossi avranno la forza, le energie e le capacità di ribaltare questa partita nel secondo tempo. Ricordiamo sempre che siamo in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio 5 per raccontarvi questa andata della finale playoff di Serie B. Il Reali che rimette subito il portiere di movimento. C'è Pietrasanta che ha indossato la maglia del power play per la Roma. Occhio qui alla conclusione sul secondo palo, 2 volte da parte di Lucentini. Trova la deviazione, il corner già battuto dalla Roma. Marcelo, De Simone scambia con Marcelo, De Simone, Scodella. Occhio che arriva la palla persa e la Roma è praticamente senza portiere. Grande riconquista di Turrisi e poi grande salvataggio in scivolata da parte di Cafure. Poi un po' di trash talking tra Marchesano e Pietrasanta. Si ripartirà con una semplice rimessa laterale per la Roma. Se n'è andato il primo minuto del secondo tempo. Marcelo, Roma che insiste col portiere di movimento. Marcelo cerca di allungare il pallone per De Simone. Non è arrivato pulitissimo il pallone a Marcelo, che ha provato di punta ad allungarlo proprio all'indirizzo del capitano della Roma. Il pallone riconquistato dalla Duelle con Riconosciuto, che ha già scambiato 2 volte con Monterosso. Apertura poi per Marchesano che prova ad andare lungo. Marcelo, De Simone forte sul secondo palo per Turrisi. Monterosso per un attimo, Marchesano ripulisce l'area di rigore, ha già rimesso in moto Riconosciuto. Monterosso cambia lato all'indirizzo di Paciola. La finta, la sterzata e poi il tocco ancora con l'esterno per Monterosso. Pizzica il pallone con la suola, scambia con Cafure, si apre il campo a Monterosso che poi preferisce tornare a ragionare scaricando su Cafure. Riconosciuto, Monterosso, lo scambio con Paciola, poi il pallone aperto per Riconosciuto. De Simone, Marcelo non riesce a tenere in campo il pallone. Altro fischio degli arbitri che stavolta vanno a rimproverare la panchina della Duelle. Qualcosa da dire a Leo Tuoto ma anche a Caffarelli. Non sappiamo se per qualche protesta o perché si stavano scaldando troppo vicino al campo. Fatto sta che si torna a giocare con Monterosso che imbuca dentro per Riconosciuto. Cafure, autore del gol che ha stappato questa partita nel primo tempo. Stavolta è lui l'ultimo a toccare. Roma con il possesso e anche stavolta col portiere di movimento. De Simone. Marcelo alza la testa, trova ancora una traccia per De Simone che torna da Marcelo. Cafure a fare da pendolo. De Simone calcia, si inginocchia Marchesano che riesce a respingere la conclusione. Poi pallone spazzato direttamente dalla parte opposta del campo.
De Simone, sempre possesso per la Roma. Pietrasanta, pallone sul mancino, quasi chiuso all'altezza del corner, riesce a trovare una deviazione di Caffarelli, possesso che rimane di proprietà della Roma. De Simone, Marcelo, Lucentini, forte sul secondo palo per Pietrasanta, che arriva coi tempi giusti e spinge in porta il gol del 4-2. La Roma è viva con il tap-in di Pietrasanta. Sta funzionando il portiere di movimento di Fabrizio Reali. E a 16 minuti e 48 secondi la Roma trova il gol del 4-2. Lucentini rientra sul destro e calcia. Roma che ha iniziato con un altro piglio questo secondo tempo. E Roma che potrà battere una rimessa laterale a 16 minuti e 16 secondi dalla fine di questa partita. Adesso sono 2 i gol di vantaggio per la 2L qui al Palamo Alfatti di Rieti. De Simone si gira, prova ad imbucare dentro il pallone per Marconi. Troppo forte, troppo impreciso, difficile da controllare per il 90. Marchesano. Troppo forte il suggerimento per Monterosso, che non riesce a controllare. Adesso è un momento della partita in cui la Roma sembra aver ritrovato inerzia e fiducia. Qui Marcelo sbaglia completamente l'imbucata per Marchetti. Grande chiusura in scivolata di Lucentini, che è arrivato con i tempi giusti, con il pallone diretto a Caffarelli. Sta giocando veramente un'ottima partita il numero 16 della Roma. Riconosciuto Paciola, riconosciuto, ha ricevuto da Monterosso, anticipo secco di Marcelo. Alla fine ancora Paciola con il break. Non c'è fallo, anzi sì, c'è fallo da parte di Marcelo, che si prende anche il cartellino giallo. Sembrava esserci onestamente il fallo in questa circostanza. Proteste della Roma perché il fallo è stato fischiato dall'arbitro che era dalla parte opposta, ma l'intervento di Marcelo sembrava comunque irregolare. Potremmo riassumere così che nel modo sbagliato è arrivato il fischio giusto. Il cartellino giallo per Marcelo. Reali qui a scambiare 2 battute anche con Monterosso. Le indicazioni di Leo Tuoto per questo calcio di punizione, con Monterosso che imbuca dentro per un attimo Marconi, ma sarà rimessa laterale per la 2L. Monterosso si appoggia su Marchesano, prova ad andare al lancio lungo per Cafure, che non riesce a controllare il pallone. Allora Rinaldi lungo, non c'è stato tocco di nessuno dei giocatori in campo. Allora si ripartirà con la rimessa per Marchesano. La pressione è vincente di Marchetti. Lucentini isolato in banda in 1 contro 1, prova ad imbucare dentro, è finito a terra Marchetti. E Reali rimette De Simone, portiere di movimento, e la Roma a gestire il possesso. Marcelo, Lucentini prova a calciare dopo l'imbucata e il contromovimento. Lucentini che però non centra allo specchio della porta. Marchesano lungo, Marcelo in anticipo, riconosciuto per un attimo, rimessa Roma.
Torna De Simone, portiere di movimento, è proprio lui a battere l'indirizzo di Marcelo. Lucentini, Marcelo, De Simone torna da Marcelo e poi ancora Lucentini. Marcelo, Lucentini, ancora per Marcelo. Chiaramente la Roma ha tempo, non ha necessità di forzare la giocata col portiere di movimento. De Simone, Marcelo è lì ad aspettare la Duelle, che nel primo tempo è stata letale a punire ogni errore della Roma. Occhio qui all'imbucata dentro, che non era affatto male. Spreca questa potenziale occasione la Roma, e poi Marchesano sbaglia il rilancio di riconosciuto, ma forse qui c'è un po' la fotografia delle maggiori difficoltà che la Duelle sta avendo in questo secondo tempo. Adesso fuori riconosciuto, torna al suo posto Caffarelli, anche per dare un po' di solidità in più alla fase difensiva della Duelle sul portiere di movimento della Roma. Conclusione deviata, rimessa laterale, battuta all'indirizzo di Marcelo, che controlla mentre Reali si prepara a far tornare Turrisi. De Simone, Marcelo, ancora il numero 31 a scambiare con De Simone. Roma che muove il pallone col portiere di movimento. Occhio qui all'imbucata. La deviazione è un'altra rimessa per la Roma. È chiaro che l'altra controindicazione del portiere di movimento è che ci sono meno pause, il pallone rimane praticamente sempre in gioco e il cronometro corre via veloce. 13 minuti 10 secondi da giocare. Conclusione murata. Marcelo scambia con De Simone. Adesso sale forte la pressione della Duelle, che costringe De Simone all'errore. Monterosso, rovito lungo direttamente in rimessa laterale, ma non riesce più a ripartire la Duelle. Turrisi, buona questa trama della Roma, bravo Rovito, però in chiusura prova anche a far ripartire Cafure. Contro break con Pietrasanta, che prende la corsia centrale e calcia. Decisivo Monterosso in chiusura, ma adesso momento di massima pressione offensiva per la Roma. Turrisi dentro, sbaglia però il tocco all'indirizzo di De Simone, e allora Marchesano in avanti per Cafure. Controllo, arriva il Caffarelli che riesce ad appoggiarsi su Monterosso. Rovito, anticipo di Marcelo. Turrisi prova ad arrivare di testa, chiedeva una spinta da parte di Rovito, non ravvisata dagli arbitri. Fallo commesso invece da Caffarelli su Pietrasanta. Si è alzato anche il tono fisico di questa gara d'andata nella finale dei playoff di Serie B. Si torna a giocare al Palamalfatti 1-1, il conto dei falli. Occhio qui alla Roma che attacca con il pallone per Turrisi sul secondo palo. Non è riuscito a spingerla in porta al numero 5 della Roma. Tanto gli arbitri fermano il gioco perché c'è da sistemare la porta difesa da Marchesano. Marchesano che sembrava battuto da questo pallone sul secondo palo. È stato fortunato perché Turrisi non è riuscito a trovare la spinta giusta per infilarla in porta, e alla fine in qualche modo Marchesano se l'è ritrovata tra le mani. Qui ancora Turrisi a lottare, bravo nel raddoppio, palla persa, Duelle, rimessa laterale Roma che stavolta non va col portiere di movimento. Turrisi spalle, la lascia lì per Lucentini. Buona combinazione sull'asse Turrisi-Lucentini. Puntata del numero 16. Continua a premere la Roma.
Turrisi dentro per Lucentini, pallone troppo forte, troppo arretrato, ma Lucentini era stato dimenticato all'altezza del secondo palo dalla duelle. (11 minuti 35 secondi in questo momento da giocare prima della sirena conclusiva di questa gara d'andata della finale playoff di Serie B. Riconosciuto in avanti, prova con la spalla Gerbasi a tenere vivo il pallone, ancora riconquistato però dalla Roma. Turrisi, taglio di Lucentini, sbaglia Turrisi e allora attacca la duelle dalla parte opposta. Buona chiusura di Terracina, che prova anche a breccare in banda, pallone dentro per Turrisi che controlla e calcia, ma sia Marchesano sia riconosciuto a mettersi in collaborazione. Era un salvataggio che vale veramente come un gol. Grandissima chance per la Roma, che le sta avendo le occasioni per portarsi sul 4-3. Disperato Turrisi che lascia il campo, ha avuto lui 2 palle clamorose per il 4-3. Qui Lucentini sbaglia il tocco all'indirizzo di Marconi, può respirare un pochino la duelle, che adesso è un po' in apnea con la Roma che attacca a testa bassa. Marchesano, Monterosso, buono qui il pallone per Paciola, quella che è la migliore occasione in questo secondo tempo per la duelle. Trattenuto vistosamente qui Marcelo, che chiedeva un cartellino giallo per Gerbasi, cartellino che onestamente poteva starci, perché Gerbasi ha in maniera prolungata e vistosa trattenuto. Tanto arriva un cartellino giallo. Per Adriano De Bartolo sulla panchina della Roma. C'è anche il presidente Andrea Verde seduto in tribuna ad assistere a questa partita. Marconi, strada chiusa, Gerbasi prova a ripartire, buona la solata per Paciola che scambia con Monterosso, le finte di Paciola che in qualche modo riesce a tenere vivo il pallone. Gerbasi riconosciuto a calciare, poi Marcelo a spazzare via il pallone che stava per diventare buono per Marconi. Una furia Leo Toto in panchina. Gerbasi anticipato, Marcelo a portare il pallone, il break centrale di Marcelo che prova a toccarla, occhio che si apre il campo per la controripartenza della duelle, con riconosciuto che è anche un po' in debito d'ossigeno, preferisce ragionare. Alla fine una serie di tocchi, pallone conteso tra Caffarelli e Marconi, ne viene fuori una rimessa laterale per la duelle Cetraro. L'imbucata dentro da parte di Rovito, che però non trova nessuno dei suoi compagni di squadra. Rinaldi lungo, Marconi prova a girarla di testa. Marconi va a spiegarsi poi con Monterosso, non aveva preso bene la conclusione al volo, arrivata di fatto a gioco fermo Marchesano. Poi Monterosso e Marconi si sono spiegati, gesto di fair play, tutto chiarito e rimessa laterale battuta dalla duelle. Monterosso,
L'imbucata dentro per Gerbasi, buono il cambio di lato per Monterosso, buona uscita questa della Duelle. Monterosso pressato, riesce a difendere il pallone, poi vince il rimpallo e prova a breccare il numero 18 che si ferma, viene chiuso in scivolata da Lucentini, che almeno a mio modo di vedere sta giocando una grandissima partita. Rovito si appoggia all'indietro, Marchesano, Caffarelli pressato da Pietrasanta, Monterosso dentro, Rovito anticipato, riconquista la Roma che prova a spingere e ad attaccare, è sotto di 2 gol a 8 minuti e 15 dalla fine di questa partita. Pietrasanta sbaglia però il tocco all'indirizzo di Marcelo, fase di questo secondo tempo in cui la Roma ha smesso di giocare col portiere di movimento. Marchesano qui prova a scodellare il pallone per Caffarelli. Si prepara a tornare De Simone. Noi abbiamo un po' chiamato questo portiere di movimento da parte della Roma. Qui Turrisi, la conclusione è deviata e serve un super intervento da parte di Marchesano. Va a complimentarsi con lui Turrisi. Gran parata di Marchesano, perché la conclusione del numero 5 della Roma era stata deviata. Distinto con il piede Marchesano a metterla in calcio d'angolo, incredulo quasi Turrisi. Ancora Marchesano che va ad allungare la traiettoria di questa conclusione in calcio d'angolo. Turrisi prova ad andare dentro da Pietrasanta. Occhio al break del Cetraro che attacca, grande parata in spaccata da parte di Rinaldi sul break di Gerbasi, che sta avendo tanti minuti in questo secondo tempo. Leo Tuoto che manda a scaldare Caffure. Marchesano lungo, Rinaldi controlla e Pietrasanta attacca. Le finte del numero 30, ancora Pietrasanta che riesce ad andarsene, mette sul secondo palo Marchesano. Occhio qui al tocco sbagliato che favorisce Marchetti, strada chiusa, si transita per i piedi di Turrisi che calcia forte e ancora una volta Marchesano a dire di no al destro di Turrisi, che poi si è girato verso la panchina come a dire cosa devo fare per fargli gol. Pietrasanta, altra conclusione, incrocio dei pali clamoroso colpito da Marchetti. Adesso neanche fortunata la Roma, polide di Marchetti che ha spaccato letteralmente la traversa. Iniziano ad essere tante le occasioni avute dalla Roma in questo secondo tempo. Turrisi, bravo stavolta nella pulizia del pallone. Marcelo, altra conclusione forte sull'esterno della rete. Stavolta il time out lo chiama Leo Tuoto, che ha capito il momento di difficoltà dei suoi, vuole un attimo riorganizzare le idee e fargli prendere fiato. 6 minuti 40 secondi, la Duelle rimane comunque avanti 4-2.
Fine del time out sancito dal fischio degli arbitri. 6 minuti 40 secondi da giocare a Roma, che però avrebbe meritato sicuramente almeno un altro gol in questo secondo tempo. Ha creato una valanga di occasioni e laddove ha peccato di precisione la squadra di Reali ci ha messo le mani o i piedi. Marchesano, grande protagonista di questo secondo tempo, con almeno 3 parate molto importanti a negare la gioia alla Roma. Roma che si prepara a far tornare De Simone, portiere di movimento. Pietrasanta, l'imbucata dentro, Monterosso in anticipo, va a spazzare direttamente dalla parte opposta. Pallone imbucato dentro per Marconi, che si impegna ma non riesce a tenerlo vivo. A 6:09 dalla fine di questa partita. Rimessa laterale per la 2L. Riconosciuto sul punto di battuta Monterosso, praticamente non è mai uscito in questo secondo tempo. Qui Marchesano riesce a tenere vivo il pallone, a spedirlo in avanti per Cafure, e poi in qualche modo Rinaldi riesce a salvare. Si è arrabbiato qui Marchesano perché forse è stato troppo morbido con il colpo di tacco Cafure. Corner per la 2L, riconosciuto, pressato da Marconi. Si rimane lì in quella zona di campo, stavolta però con una rimessa laterale. C'è sempre Monterosso ad incaricarsi della battuta, ma arriva l'infrazione di 4 secondi. E dunque palla persa e rimessa laterale Roma, ma il cronometro continua ad andare. Ovviamente adesso il peggior nemico dei giallorossi. Pallone appoggiato di testa per Marconi, buona chiusura di Rovito. Alla fine una serie di rimpalli, l'ultimo tocco è proprio del numero 30. E De Simone torna in campo da portiere di movimento per la Roma. Fuori riconosciuto, dentro Caffarelli. Rotazioni per Leutuoto. Marcelo. Sale forte la pressione della 2L. Bravo Monterosso. Caffarelli rimpallato. La Roma che prova ad attaccare. Grande uscita ancora di Marchesano, che con i tempi giusti va a spazzare dalla parte opposta. Sicuramente un secondo tempo di sofferenza per la 2L, che sta difendendo i 2 gol di vantaggio che gli rimangono, che sono comunque pesantissimi qui al Palamalfatti di Rieti. Marchesano non riesce a controllare, ma favorisce l'intervento da parte di Rovito. Poi sbagliato il controllo da Cafure, e Roma che potrà battere una nuova rimessa laterale. Vi invitiamo a commentare la diretta e a dire chi secondo voi è l'MVP di questa partita quando mancano 5 minuti da giocare. Quindi interagite con noi se avete voglia di commentare, appunto, per indicarci il vostro MVP di questa sfida, con la Roma che ci prova ancora sempre col portiere di movimento Marcelo. De Simone ancora per Marcelo. Occhio all'imbucata sul secondo palo, e ancora una volta provvidenziale Marchesano che fa correre Cafure, che apre per Monterosso. Grande intervento di Marcelo, il break centrale, la conclusione. Ha fatto tutto bene Marcelo. Rovito pressato, una serie di rimpalli, non fischiano gli arbitri e il pallone è buono per la Roma con Pietrasanta. Pallone sul secondo palo, troppo forte
da parte di uno stanchissimo Pietrasanta, che adesso lascia il campo a Lucentini. Torna Rinaldi tra i pali per la Roma. Bucata dentro per Cafure. Rovito calcia, trova la deviazione di Marconi e la rimessa laterale con la Duelle che guadagna campo, respira e gestisce. A 3:56 dalla fine di questa partita, conclusione forte di Rovito, time out chiamato da Fabrizio Reali sulla panchina della Roma. 3:55 anche per noi, piccolissima pausa. Fine del time out, squadre di nuovo in campo per questa volata finale. Salutiamo Daniel e tutti coloro che ci stanno seguendo sulla nostra diretta sul canale YouTube della divisione Calcio a 5. Si ritorna a giocare con la Roma a gestire. Turrisi non riesce a trovare il taglio in diagonale per Lucentini. Le indicazioni di Fabrizio Reali che arrivano direttamente fino alla nostra postazione. Qui rischia tantissimo Marchesano che riesce ad appoggiarsi sul riconosciuto. Poi il pallone per Rovito è troppo lungo e altri cambi per la Roma con De Simone che torna in campo, stavolta non con la maglia da portiere di movimento. Pallone in avanti, Monterosso, Cafure attacca la Duelle. Marchesano colpisce Turrisi. Rimessa laterale per la Duelle. Cetraro riconosciuto, apre per Marchesano che non riesce a controllare. Di nuovo portiere di movimento per la Roma, c'è Pietrasanta adesso al posto di De Simone, proprio nel ruolo di portiere di movimento. Turrisi, Marcelo, ultimi 3 minuti di partita, la Roma deve recuperare 2 gol. Adesso sì che la squadra di Reali deve iniziare a forzare un pochino le giocate se vuole avere qualche speranza in più. Turrisi si appoggia all'indietro su Marcelo, sale forte la pressione della Duelle. Marcelo, Turrisi, la suolata per De Simone che apre il campo. Buona azione della Roma, il colpo di testa di Marchetti che si perde fuori. Altra chance per la Roma. Bella giocata di Cafure. Sono troppi i giocatori giallorossi intorno a lui. Turrisi, Roma che prova a gestire con Terracina e Roma che rimette dentro il portiere di movimento a 2 minuti e 16 secondi dalla fine della partita. Marcelo, De Simone,
Marcelo con la suolata e l'apertura ancora per De Simone. Sempre Marcelo e sempre Roma in possesso. 2 esatti prima della fine di questa partita. Turrisi, pallone sul mancino. La conclusione fuori misura. Terracina, De Simone, Turrisi, Rinaldi adesso e Marcelo in campo per la Roma. Qui Caffarelli non riesce a tenere vivo il pallone e poi si prende anche il cartellino giallo, perché è la seconda volta che allontana il pallone e impedisce alla Roma una ripresa rapida del gioco. È il primo ammonito per la Duelle, Caffarelli. (1:40). Sono sempre 2 i gol da recuperare per la Roma. Occhio qui alla conclusione con Marchesano. Rinaldi in uscita, mette in moto Pietrasanta. Adesso Rinaldi lascia il campo. Roma col portiere di movimento. Marcelo sbaglia il tocco all'indirizzo di Marchetti. 1 minuto 15 secondi. Marcelo col petto, Cafure riesce a servire Caffarelli che voleva un altro movimento da parte di Monterosso. Pallone buttato dalla Duelle. Marcelo piegato letteralmente sulle ginocchia, stanchissimo il numero 31, inizia anche a far caldo. Giornata decisamente estiva qui su Rieti. Ed è chiaro che quando si giocano 39 minuti a questa intensità, alla fine il conto da pagare, vuoi o non vuoi, arriva. Pietrasanta, Marcelo di ritorno per Pietrasanta che prova a tenere vivo il pallone, non ci riesce. Rimessa laterale per la Duelle che vede avvicinarsi lo striscione del traguardo a 52 secondi dalla fine. Riconosciuto Monterosso, apre per Marchesano. Rovito, Monterosso riconosciuto, prova col giro palla a far correre i secondi la Duelle. De Simone, fuori Rinaldi, portiere di movimento per la Roma, 26 secondi dalla fine. Pietrasanta, Marcelo, Terracina e ancora Marcelo. Pietrasanta sul secondo palo, Marchesano con i piedi. Fuori riconosciuto, dentro Caffarelli, rimessa laterale per la Roma. 11 secondi solamente da giocare prima della fine di questa partita. Pietrasanta dentro per De Simone che viene steso da Rovito, ma De Simone aveva controllato il pallone quando era già terminato oltre la linea laterale, vicinissima ad una vittoria pesantissima. La Duelle, Caffarelli in avanti, Rinaldi con le mani, pallone lungo, Marchesano blocca e la Duelle espugna il Palamo Alfatti di Rieti, vince 4-2 e muove un passo importantissimo in vista della gara di ritorno che si giocherà in terra calabrese tra una settimana. Onore alla Roma che nel secondo tempo ha avuto una quantità incredibile di occasioni da gol per accorciare il punteggio. E Roma che adesso avrà bisogno di un'impresa tra una settimana per ribaltare questa serie. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Duelle
batte Roma 4-2 dal Palamo Alfatti di Rieti. Il saluto e l'augurio di un buon sabato sera vi arriva da Mattia Esposito.